voglio... no, niente, che volevo dire? Ah, no, scusate, ci fatto tardi un minuto, ma praticamente è una cosa incredibile, no? Quando io faccio la diretta, prima di fare la diretta, che faccio? Premo stesso io sul link, quello là per collegarsi, no? Perché? Perché da lì poi mi vado a vedere i commenti di chi sta collegato in a YouTube. Essendo che sta mamma di Facebook, guarda, non voglio essere petulante, ma veramente i potere i numeri fa solo con me, cioè io ci vabbè, ma vado in coppa a Facebook, vado in tuo primo commento che mi sia e premo e così mi dà la pagina di YouTube. Se io in coppa a Facebook e non c'è il suo primo commento, perché? Perché ci risultano solo gli ultimi commenti. Ma chi se ne fatto che a me mi fa spesso all'anime chi tessa vecchia. Cioè mi fa, per esempio, cosa ci pubblica una stronzata, no? E mi arrivano 30 commenti, non lo so quando. Allora, ultimamente, quando poi va a vedere chi ha commentato, per vedere si fanno, cioè, come si dice, annanzi a lui, no, tengo solamente gli ultimi 4 commenti e non tutti i commenti. E poi da già riavvia la pagina, cioè fatto un burdello per quando come oppure c'è un coppo telefonino, ma che ne c'è morto a fa? Vabbè, ma io non fa niente perché poi fa un coppo telefonino e li vedo. Però mo mi serviva sul primo commento perché mi va a collegare e ci ha fatto dato, ci vado a chi si inventa per dire che no, ma ora non è che mi invento queste cose per dire che ci fatto dato. Però poi fa capire, ci sta un mo tanto premo un coppo bottone e invece non ci seguo il primo commento, ma come sa? Ma infatti volevo dire una cosa, ma mi capita solo a me sta cosa, cioè o vi capita anche a voi, questa è la domanda che stasera vi voglio dire, cioè il fatto che a volte non vi fa vedere i primi commenti, vi fa vedere solo i commenti gli ultimi, questa è una cosa che mi capita a me su Facebook e niente, che se. Ma io siamo riusciti noi proprio alla grande, cioè veramente siamo pochissimi, io per la verità stavo addirittura pensando, per mo stanno diventando pochicchio, però perché proprio la verità stavo pensando stasera stavo pensando proprio in una fa live perché, ma perché? Pure perché città più casi stanno diminuendo le persone per la live, allora che forse è una cosa che non lo so, boh, all'inizio no, avevamo fatto per 2 anni comunque, fondamentalmente. Però oggi pensate che magari è una cosa che non che va rinnovata, no? Che la mano poco cagnare, perché effettivamente mi rendo conto che sono qua a parlare ora, leggo i vostri commenti, però fondamentalmente poi ci diciamo quasi sempre le stesse cose. Allora ho pensato dalla prossima volta in poi, anzi, però non volevo parlare proprio qua con voi, diciamo che alla fine siamo sempre noi, no? Che facciamo la perché volevo parlare con voi per dire, voglio, se tenete qualche idea, qualcosa che possiamo fare, io ho qualche mezza idea, ce l'ho, mo la butto lì, di strutturare la live in un modo nuovo, no? Rispetto a quello che è, ovvero magari non so, datemi per carità voi idee se ne avete, cioè, perché veramente sto facendo questa cosa per sentire quello che abbiamo potuto consigliare, però c'è una mezza idea che è quella di fare per esempio la live mezz'ora così come la facciamo sempre, no? La live classica, perché poi effettivamente cambiarla totalmente, no? Non si può, cioè non è che non si può fare. Di solito noi siamo che sia live, no? Io sto qua parlo, però comunque parlo leggendo i vostri commenti, quindi la facete voi perché parliamo e tutto le sapete. Quindi non vorrei proprio snaturarla perché sta cosa è che cazzo, no? Come la facciamo noi, però ovviamente va un po' rinnovata e quindi cosa pensavo di fare? Magari proviamo, sperimentiamo un po', di fare prima la prima live, cioè la prima mezz'ora della diretta, la facciamo così classica, cioè io vi saluto, parliamo, leggo i commenti e facciamo la solita cosa. Dopodiché, la seconda mezz'ora della live, magari invito qualcuno, come qualche volta ho fatto, però io quando l'ho fatto, praticamente, non si capiva niente, perché? Perché voi, giustamente qualcuno mi diceva, fa prima, voi poi ti metti a fare cookies, no? Per esempio, so, con qualcuno che ho fatto live, ma non ci cago proprio. Allora, per cercare di non fare questa cosa, posso fare che la prima mezz'ora la facciamo sempre come l'abbiamo sempre fatta. La seconda mezz'ora invece io sto con questo, non so, scrivere ma chi mi invita ogni settimana, caso mai me lo consigliate voi, chi, non lo so. O invitiamo sempre qualche persona che può essere interessante, che dice qualcosa così, che parlarmi di qualcosa, facciamo, non lo so, un argomento, ecco. E boh, ovviamente i commenti non proprio tutti quanti li possiamo leggere, ma ogni tanto ne leggiamo qualcuno. Quindi, comunque, vi ricapitolando, una live che sia mezz'ora normale, come la facciamo sempre, nata mezz'ora invece con qualche ospite, qualche persona
così che intavoliamo un discorso magari, ma giusto per cambiare, perché mi rendo conto che voi comunque sono 2 anni che mi avete insieme a me, che fondamentalmente mi avete fatto te domande che mi potevo fare, sapete tutto come, perché vi dico tutto quello che vi posso dire, perché così mi rendo conto che la live non diventa una cosa interessante. Poi mi dispiacerebbe effettivamente di non farla proprio più, sono sincero, ci ho pensato, ci ho pensato che come non la faccio più, però poi mi dispiace, pur stasera non la fa più, però non la fa, però la città, boh, ma lo sai, mi dispiace, e ho acceso e l'ho fatta. Comunque, boh, che se quando, questo vi ho detto, poi vediamo poco che succede. Ma voglio salutare chi mi aveva scritto su Facebook, innanzitutto Valentina Catanzaro che ha detto, testuali parole, e te c'è rossa, se non ti posso guardare perché c'ho un problema familiare, mi dispiace questa cosa, innanzitutto spero che non è niente di grave, tutto di sapere che si risolve. Mi saluti come no, ti saluto Valentina, ti voglio bene e speriamo bene questa cosa qua. Dopodiché c'è sta allora, se puoi salutami Vito Lombardi, come no, se puoi salutami, sì, ecco qua, Vito Lombardi, ti saluto, buona serata pure a te. Chi ci sta? Chi sta? Antonio Nicotera, aspetta, te leggo pure a te. Ma sta Jenny Pisani che diceva stasera mi saluta a me e mio fratello Francesco, Jenny e Francesco Pisani, quindi vi saluto. Posta pure Michele Centanni che mi ha commentato. E cosa diceva, scusami, Antonio Di Cotera, diceva Fabri, parla del finale della partita di ieri, voglio che è stata una cosa assurda, mamma mi pareva un film, su Napoli che all'ultimo si va a chiappare il gol all'Inter, mamma mia, guarda, cioè è stato veramente al cardiopalma, si ripala, voglio, pareva un film, cioè ci vicino a dire, ma no, quando finisce sta sciascimi partita, meno male che è venuta, ma vinciuta, per carità, mi ha tenuto pure un bello mazzo, però abbiamo vinto e quindi questo è quanto. Allora, andiamo a vedere però sui commenti chi ci sta, che posso salutare, che mi ha scritto un po' a Facebook, che eccolo qua, aspettate un momento, sempre molta lentezza nel mio computer, non ci fate caso. Chi è? Michele Centanni, la città già, saluto un cerro, purtroppo non posso vedere i commenti, non posso vedere i commenti che ci sono prima per salutare le persone, perché come vi dicevo, purtroppo lo booking di Facebook non mi fa vedere i commenti, quindi mi fa capire coppa a Facebook. Vabbè, comunque intanto andiamo a vedere chi sta collegato, chi ci sta collegato su YouTube. Ah, eccolo qua. Vabbè, vedo che c'è stato un po' di voi, ecco qua. Alessio Enigma, sempre lui con le frasi di Rocky, inizia le live. Ricordati da dove sei venuto e quanto ci è voluto per farti arrivare dove sei. Queste sono frasi di Rocky, lui cita continuamente Rocky Balboa, perché quando c'è Git che mi piace pure a me su film, essendo che pure a lui piace, allora parliamo solo di Rocky e parliamo in questo linguaggio qua. Allora, Luca Delandro, poi c'era un grande Luca Delandro, mi fa piacere che ci sei pure tu stasera che era un po' che non ti vedevo sulla live. Scommetto che nel video che si arrizza guardando il culo di quella tipa in palestra non c'è stato bisogno del trucco perché a guardarla hai arrizzato veramente. Questo si sta riferendo a un video che già ce l'avete visto che faceva la palestra che fa vedere che la vogliono cucchi, lo di culo perché effettivamente tenevano un bello culo che sta su non so che credo, una cosa della palestra, sta facendo i glutei, non lo so, che tengono di culo, e gli faccia parte da, sai, sto guardando, però pochi lì ci ma stai guardando, che sta guardando, stai guardando, dico no, non sto guardando, non è proprio tipo mi, e posso vedere che tengo un'escrescenza, diciamo così, nelle parti basse, per non dire altre cose volgari, perché se c'è ovviamente potresti stare con camera, fosse occupato questo lì, già lo so, quindi mi faccio fiori e me, anzi perdonatemi, ma chississimo, io ho messo i discorsi in mezzo. Allora, no, si prende chi c'è, si zumba, Mariana Iodice, eccola qua, salutami Cerro, diciamo che ci facciamo il telefono un po' a Facebook, ma io ho messo le cuffie così non la sento, non sento chi mi sta chiamando, è Valentina Catanzaro, la mi direbbe pure a te, ah no, è che tutte cuffie sento, ecco qua. Comunque, Daniele Santaniello Oci addirittura, Fabri mi saluti, Antonio Verricchio, chi devo compiere che si sente oggi però mi chiamate un po' a Facebook perché venga a zaccare 4 muc fine a casa vostra perché veramente diventa insostenibile perché a cominciare tu Valenti va a cominciare Alberto
e poi mi ci dice a me veramente non la faccio più la live. Anzi, devo spegnere Facebook perché sennò è un problema qua. Andiamo nel problema. Esci da Facebook così non mi chiamate più e non mi scassa tu cazzo. Eventi perché poi il computer mio è pure muscio per dire una pagina nata. Quindi... Allora, Daniele Sant'Aniello, l'MD ha messo Fan e Sgabbel in omaggio, approfittatene. Fan e Sgabbel, non so che Fun e Sgabbel, attenzione, ci fanno, ce l'ho scritto su fatti dell'inglese che c'è sta, che oramai fa parte della società. In pratica Aglet fa fan, Aglet fun, Aglet che la fun, fosse la fun, on chiave del gun, tu e non ci vogliamo ancora suscitare noi. Fabio The King, grandissimo cielo, buonasera a tutti, voglio grande grande al suo Fabio The King, grande a te e grazie. Alicmo Bastone, grande Alicmo Bastone, non sei più tra i primi commenti, però ci sei sempre e questo è un grande piacere. Mo vengo a chiappare un attimo che si dicendo. Allora, buonasera e buonasera a chi lo comunque che poi c'è la mamma YouTube. Lui parte sempre con questo saluto affettuoso e diciamo, per niente volgare verso la mamma di YouTube che noi diciamo odiamo. Fabio De King, riguardo la live, forse ragione, penso che sia uno dei pochissimi che fa le live ogni settimana e quindi ovviamente col tempo diventa un po' troppo ripetitivo. Cercare di rinnovarla non fa mai male. Infatti è sul discorso che sto facendo io, perché effettivamente comunque mi rendo conto che stiamo qua, le domande oramai pare come conoscite a memoria, sapete tutto quello che fa, cioè alla fine che le sue domande, e quindi sì, datemi qualche idea per cercare di fare, ma io la GIT vi ho detto la mia, e proverò a farla in questo modo qua, poi se ci sta qualche idea un po' più brillante la teniamo in considerazione. Gina Lungo, grande Gina, che saluto, grande. Cioè, c'ero tu che sei un rero sparagno, modestamente. Te lo sai rammentare il cazzettino? Da quando ho imparato a cucire ho recuperato parecchie cose a sparagnato ricattare. Sì, una delle grandi tecniche di sparagno è quella di rammendare, no? Di saper rammendare, no? Perché nonostante mia mamma fa la sarta, io non so cosa manco cazzettino, no? Perché non sono proprio, immaginiamo sulla che cucutone, anzi no, mi fatto pensare che facevo pure quando ero piccino, io sì, prendevo il lago e me lo mettevo tipo poco in da pelle rorita, ma non indurita, non era stronzo molto, però un po' della pelle, ce lo facevo uscire così dalla... allora stavo corrida così con la capazzata, in capo a me erano bucchinato, che mi teneva, cioè ero il fachiro, volevo bucchinare fachiro. Comunque effettivamente sì, rammentare è una bella storia. Vabbè, io tengo a mia mamma ci fa la sarta, quindi quando si scassa qualcosa, soprattutto, anzi io, quando tengo certi mutande, no? Questo non si è capito, ma è una cosa vera. E sente che io posso mettere in mano un culo, quando sono a casa, no? Ma come tutti i maschi, no? Mi sembra sta mano a culo, no? Sta mano così in coppia e pacca, non so perché, ma pure a nanza, pure in coppia e palla, e secondo me a botti di messa la mano in culo che uno fa così, secondo me si fanno i buchi dei mutande, a me poi si bucano le mutande, cioè è inspiegabile come cosa, perché o sarà su fatta la mano in culo o non lo so, io ho capito, ma non credo, perché si bucherebbe proprio dove diciamo c'è il buco del culo, ma non si buca là, si buca più sopra. Allora se poi me ne accorgo che si buca, allora fa mia moglie, io no, sta mutanda, ecco, io perché scusa, una cusola, cioè, perché l'ha mai fatto, no? Perché poi sono sempre lo Spagna, non voglio buttare, pure che mi dispiace i certi mutanti che uno si affeziona, no? Col tempo, che tu ci mi affeziona. Allora mia moglie no, megliette, però io le cucirei, diciamo, no io, le farei cucire, però effettivamente la mutanda arrapazzata, anche brutta, diciamocela, ha anche ragione mia moglie, la mutanda arrapazzata. Ovviamente a me che me ne foto, scusate, però per uno singolo che ha una mutanda arrapazzata, insieme mi scappa una perla, no? Cioè è brutta da vedere, cioè, va a letto con coccoruno, perché tutta la leva la mutanda, quindi il problema non sorge, ma la mutanda arrapazzata non è una bella cosa da vedere. Comunque Lorenzo Calo dice: oltre a boicottare il Conad, boicottiamo pure l'Idol. Ho visto il post di una signora su Facebook che era andata all'Idol poco prima delle 10 di sera e ha visto che le pizzette e le focacce rimaste e non vendute stavano per essere buttate anziché mandate alla Caritas. Questa sarebbe una bella cosa. Ma c'è qualcuno che lo fa, che usa la roba invenduta per, cioè usa, le dà alla Caritas, a tutte queste associazioni per la gente che non si può permettere. No? Comunque, uno degli addetti alla Lidl
si era commosso a sentire le sante parole della signora e se avesse destinato quei pasti alla Caritas, il padrone avrebbe preso seri provvedimenti. Vergogna e forse MD, sì, forse MD sempre. Comunque questa è bella, questa è una bella storia. Comunque ci stanno veramente questi supermercati che non buttano la roba, ma diciamo, preferiscono darla a queste associazioni. Tra l'altro, ha visto pure una, mi pare che le Iene, forse, non mi ricordo, oppure quel programma che fa quella là delle Iene, che la bionda, Nadia Toffa, una cosa che non mi ricordo come si chiama il programma, no? E faceva vedere che addirittura ci stava certa gente, no? Chi proprio c'è a livello veramente su sparagnature di alto livello, che si scendavano tipo a mattina, questi due guaglioni, le 6, 5 la mattina, e andavano tipo proprio in questi supermercati, fuori a questi supermercati, dove loro già sapevano che questi supermercati buttavano la roba, no? Buttavano la roba perché? Perché la roba che stava magari quasi in scadenza, oppure roba, non mi ricordo che cosa, no? Tipo la frutta che ci vanno proprio più a così, però roba che si poteva ancora mangiare e loro campano esclusivamente con questa roba, cioè vanno proprio, cioè scendono la mattina e vanno diciamo, scroccando, vanno a ripigliare tutta questa roba che i supermercati o i negozi scartano perché non sono magari belle da vedere, sai, o cose del genere. Però è una, cioè, sparagno livello master, vabbè. Bar Blank, cosa fa un terrorista in un orto? Semina il panico, cioè veramente a livello proprio, cioè, chiudo e apro questa parentesi terrorismo. Luca De Landro, tornando a noi, ma te lo so perché stiamo parlando quello, non lo so, ho intitolato così la live pure perché volesse sapere pure io, veramente la curiosità mi sarebbe di sapere se Adele sa tutto questo movimento come si dice, che si stava facendo verso di lei, no? Fossi curioso a sapere questa storia che Adele pensi no, perché Adele si passa anche un po' cazzo che ne stiamo parlando in culo, però chissà, chissà. Comunque Ciro Gatta, grande Ciro Gatta, Ciro, ma viene pure tu a radunare di Galeota, Anthony Galeota, un salutone, grande Ciro, ti voglio bene, ti saluto pure a te. E non lo so, sinceramente non lo so perché stiamo facendo un paio di video, quindi stiamo proprio, non lo so, cioè io volessi venire, vorrei proprio di sì a Anthony come l'ha chiesto, spero di poter venire. L'unica cosa è che a Giavari perché si tenga che si ripresero video per fare i fanni e fa stu video perché fa scimmia da ogni volta che facciamo un video c'ho proprio c'ho un sacco di tempo questo io. Allora, niente, voglio vedere un attimo una cosa poi sono subito da voi già siamo 25 rispetto ai 12 di prima che siamo veramente a livello comunque Fabio De King a proposito di Adele non so se hai visto che hanno creato un evento sul concetto come no che deve fare in Italia, non so dove, comunque stanno i peggi puttani in questo evento tra video e foto solo per i like. Sì, io saccio perché, anzi, ma sono proprio sorpreso, ma potrai sorpreso perché, sì, perché pensavo che era una cosa, una pagina, no, un evento di Adele che si pareava, no, mi battute, pure io fatta la con cosa là pronto, però a un certo punto ci si è diventato proprio peggio di Ropondra la Fiat, cioè veramente stanno puttana, veramente puttana, cioè foto di zuccolune che ne approfittano di questa visibilità per fare puttana, appunto. Poi stanno i cani squartati, sempre questi cani squartati, capo, vabbè, non lo so, comunque cose proprio che non vi dico nemmeno perché fa schifo pure a dirle, pure perché siamo orari pranzo, qualcuno sta là, sta mangiando, o faccio un quindi. Vabbè, comunque Gianni Omega, buonasera a tutti i presenti, grande Gianni, buonasera pure a te, grazie. Alessandro Melillo, erano anni che cercavo di guardare una tua diretta, ma Maggio sembra ricordato giusto 5 minuti a roba che era fornuta, veramente sei un grande, però vedi poi ce l'hai fatta e quindi sono contento che da stai venendo. Alessandro Melillo, Vincenzo De Lucia, buonasera a tutti e buonasera Fabrizio, grande Vincenzo, buonasera a te ovviamente, grazie a nome di tutti quanti, mi piace sempre quando vedo che salutate tutti quanti. Allora Genomica dice, ma stasera impressione o è una serata musciulella? Come mai così poche persone? Sta qualcosa di bello in tv? Non ci sta manco cazzo in da televisione, perché sennò io ero uno dei primi che sapeva quello che stava in da televisione. Ma ho visto, io vado in coppa su, cioè io scrivo proprio così, in coppa a Google scrivo stasera in tv e mi esce su cose, tutte le cose che fanno in televisione
e non facevo manco cazzo, sinceramente, niente di bello, niente non facevo manco cazzo, ecco, questa è la città, boh, la diretta ci sta. No, ma siamo pochi perché secondo me sono scassato cazzo, la gente, la verità, cioè è bello, forse una volta, perché faccio, ma non lo so, non lo so, può essere, tanto può essere perché sanno ci fa strano, tanto perché sai c'è una cosa nella televisione che io non ho, che non so, perché poi tengo la televisione normale, no? Non c'ho nemmeno Sky, non tengo manco Mediaset Premium, non tengo la televisione che la normale, no? Quindi magari sta facendo qualcosa sugli altri, non lo so, comunque siamo diventati più pochi nella live, quindi per questo ho fatto quell'inizio dove spiegavo sto fatto se la vogliamo cambiare, cose. Comunque, Alessio Enigma Cerone il 14 gennaio, Rocky 7, lo voglio vedere insieme a te, stiamo a dicembre, la sorpresa quando la fai. No, sorpresi spettacolo, però sì, devi aspettare ancora perché l'hanno ancora a cominciare, però arriverà, abbi pazienza Alessio, che si esce buono, è una bella cosa. Allora, Vincenzo De Lucia, stasera siamo pochi ma buoni, sì, no, ma infatti che non, per carità, però mettitevi in dei panni miei, chi è assente te una mamma che sta facendo una fila con un'altra, no, però mettitevi in dei panni miei, si vede che per esempio all'inizio facevamo il live, ma all'inizio no, perché all'inizio erano veramente 25, 20, questi eravamo 25, 30 massimo, a un certo punto siamo saliti, siamo diventati 60, 70, però poi ci siamo cavati una volta, lo sai, proprio penso, penso a delle cose, no? Dico, allora magari ho qualche cambio e quindi sono sempre aperto a idee nuove. Allicmo Bastone, non aprite l'MD, attenzione, ecco è partito Allicmo Bastone con una cover, un pezzotto di Non aprite quella porta, un famoso film di paura. Allora, non aprite l'MD, 5 conadisti, in meglio rubata pati l'acqua, si votano a piette palumba in dall'MD. Abbandonato, ora si trova l'assassino Rob Carlinos, armato con coltello, prosciutto, col quale si è fatta Marina prima. Cioè, questa è la trama. Mi sembra, non mancano mai questi ingredienti nelle sue sceneggiature, cioè Roberto Carlino che a volte fa l'eroe, a volte fa l'antagonista, in questo caso fa il mostro, e l'MT ovviamente che è il luogo dove, la location dove si svolge tutti i suoi film mentali. A proposito di film mentali, di film di paura, Iron Not, che rosato, io lo vedo solo perché dovete sapere che una o due volte alla settimana, ancora la già capì, forse una, la seconda volta sono le repliche, comunque, vabbè, comunque fa un telefilm tipo, fa proprio tardi, tipo 3 a notte, però mi piace talmente tanto, questo telefilm sicuramente farà pure negli orari più cristiani, farà pure tipo l'8 a sera, il 7 a sera, però il 7 a sera per esempio non è proprio orario mio e come vedere una cosa nella televisione che sto facendo con Cadu Paz. Comunque me lo posso vedere solo alle 3 di notte, una volta alla settimana, che non faccio manco con i giorni. Comunque questo telefilm si chiama Supernatural, così si chiama, poi non so se c'è un si Supernatural, non lo so, o un Supernatural, sa scritto. È la storia di questi di questi due frati, no? Su frati, che cacciano i fantasmi, ma non so se lo conoscete. Comunque a me mi piace assai, perché vedi che a chi si usa cacciano i fantasmi. Poi a me mi sono sempre piaciuti questi film, diciamo, un po' di paura, no? Perché, non lo so, da piccolino mi sono sempre piaciuti. Sarà perché io so avere un episodio abbastanza così, no? Si femmine fantasma che accedevano a chi si come una buddea, come vabbè, come addormo i quattro, non so, come metti in duretto, e poi mi sogno che si mo ce lo voglio parlare, insomma, ve lo giuro che è vero, si in un vico qua vicino alla roba di che ci sta l'MTO veramente, però un vico stretto, molto strano, un vico che si fa a notte, no? Non ci stanno nessuno che cagano, non è mai successo, però fanno poco paura sto vicolo, no? Mi sogno che si vinda sto vicolo, camminava, all'improvviso sentiva una voce a rete che faceva, mi ricordo che diceva, comunque era tipo una femmina, però tipo una lesbica, sai, i lesbiconi, sai, che parlano uomini, no? Che non so cosa mi diceva, come acchiappa poraccio e mi stringeva, no? Perché io vedevo che di buchi nei film si fa, poi mi stringeva e mi buttava a terra, e faceva, così che dicevo, ma che fai, che quello che dice, ma Maronna che sta proprio a me, ma da oggi, ma viene poco patriarca, non so perché, comunque, e poi mi sveglio e se mia moglie a fianco a me e c'è questo ce lo faccio vicino ce lo faccio a mia moglie proprio mia moglie giustamente calma sai che diceva che ci faccio in ma allora mi fa ridere a me questo fatto quando io allucco in suono che poi me ne accorgo
E comunque alla fine dopo mia moglie subito si addorme, una volta che mi ero calmata, subito si addormenta e io ero a ridere solo in due suoni, ma guarda, ma guarda, ridere, non ce la facevo più. E quattro volte meno nessuno sa ridere in due liette, ma sapete che le risate di pancia, no? Sai, quelle risate proprio, perché poi ci sono anche dei tipi di risate, ma quelle proprio di pancia, che mi facevano male addominale, cioè addominale, ci faccio mettere, poi mi faceva male proprio la panza, cioè io non ce la facevo più. Perché? Perché ero luccato, faccio a mia moglie questo fatto, che vabbè, comunque si sono usati che non c'è più a ridere, voglio guardare che poi capisci da mia moglie perché voleva ridere insieme per dire, vabbè, se ne strunzo, no, che ridevo solo in due, ma voleva ridere in compagnia, no? Comunque, vabbè, comunque questi film di paura mi fanno sempre fare questi sogni strani. Comunque andiamo avanti. All'inizio passano schiatterà tutti i kill sicchi e merda, tutti i kill sicchi e merda. Continuava la cosa della la sua, la sua sceneggiatura, comunque, e questo è il finale che schiatterà tutti chi si chiede merda. Questo è il finale di All'incubo Passione. Allora, Antonio Varricchio, comunque per chi lo vuole sapere, sul Rai 2 c'è la Coppa Italia, giocano Milan Crotone, che è veramente una partita di alto livello, che penso che Milan si non vince con Crotone, sa da sulla Cire. Nico Lungo, ah no, Nico Ollong, che non è Nico Lungo. C'è Roma, fai diretta e non fai vedere, ma cos'è l'MD? C'è Roma, fai a diretta e non fai vedere, ma cos'è l'MD Supernatural e un mostro? Non ho capito che hai voluto dire, però ho capito solo questo fatto che Supernatural è un mostro. Infatti è proprio bello, mi piace assai come telefono. Nico Lung, ma una voce a rete che ti riceve cielo, si proprio una casa che può essere, non lo so, come voleva uscire sta femmina a me. Ma perché? Ma guarda, perché che hai puntata traire, no? Era, mo vi spiego, secondo me, ho fatto una mia teoria, no? Secondo me, allora, sti rugby, no? Che uccidono i fantasmi, no? All'inizio non l'ho mai seguito su cosa dall'inizio questo telefilm, però avevo capito, cioè all'inizio avevo capito che sti rugby erano pure loro due fantasmi, no? Due immortali, no? Esistono so, e dicevo, ma può essere, vabbè, sti rugby sono immortali, pensavo che ma ci capito dalla puntata, no, ci capito varie puntate fa, però che loro erano umani alla fine, cioè sono gente che se tu spari, morano. Allora, essendo che tu dici, ma come non sai, no? Ma non sai perché? Perché in adesso ci facciamo le cose, no? È sempre ognuno dei fantasmi muore sempre in un modo diverso. A chi li spara in bocca, a chi ci dà gli capo, a chi li spara in culo, ognuno di loro ha una sua morte. Allora, sai, eravate per scontato che a lui non morivano mai, no? E avevo dato, non so perché, in da capa mia, no? Stavo visti che stanno sempre questi fantasmi. Secondo me sono pure, avevo pensato in da capa mia. Poi la puntata da ieri, no? Capet, diciamo, che chi non è un fantasma, che è un essere umano. Infatti, io sa pigliare con i compagni suoi perché dice, ma frate, ma tu stai accorto, tu sei morendo, perché io proprio una storia che non posso... Ma dice, ma tu stai morendo, ti stai accorto, tu chi ti stai vaccinando a te. Allora, collega, il suo fatto dice, tazzo, chi so vero potesse morire. Pensa proprio come stai in questo film, la notte proprio che capace, se chi so vero come potesse morire questo personaggio, no? Chissà che cazzo mette atrás in capo, no? Che mo non è che si voleva uscire a me, mo tu dici, ma cazzetto, cioè, non so se c'è solo il suo fatto, non puntare e traniamo dico che manca il padamello, che la puntata da ieri, vabbè, comunque, Gianni Omega, fa prima il video di Porco e Merda, è tuo parente, no, non è un mio parente, però dello stesso cognome mio, e tra l'altro poi abita proprio vicino a abiti, però non siamo parenti, ma parecchi ci associano come fossimo, diciamo, ma non si niente. No. Comunque Fabio The King, primo Lione, posta vogliono ma è una notte tranquilla, insomma, sì, questo è sì, un sogno stile quello del leone, capo che il leone è proprio clamoroso, sto fatto che, cioè, chi su qua più era comprensibile perché comunque mi ero visto sta puntata di stu fantasma, ecco, posto imitare Vicariello comunque molto diciamo, tra virgolette ma affamato, ne stavano benissimo sigarette, però ci meno dico che tu per esempio che poi tu pensi ci fa qualche scena perché sai è un vicario street no che pare tanto che viene qualcuno che chiama una culturata in capo no c'è questo vicoletto horror no lo sai comprensibile che tu stai andando a vicario le kill ti hai visto Supernatural ti hai visto 3 puntate consecutive allora è comprensibile che tu fai un suo visto ma chi lo fa Leone non era comprensibile non significava niente perché il fatto che tu stai andando a piazza chi ne gente è bello buono su spacci milioni se ne fui a circa e chi ti viene a mangiare a te ma non è comprensibile come cioè veramente è solo un suo non poteva essere così perché come si può fare andare dicendo che chi ti sta vecchio leone ma a me questa è una cosa che ancora oggi
ha un mistero, no? Cioè, come si fa? Ci fai piazza del plebiscito, può essere, ma a piazza del plebiscito c'è 300.000 e loro, ognuno me ne mangia a me, infatti mi ha detto un cazzo, non è che io mentre che lui non mangiava io faceva, no, no, io si diceva, chi spacci, volevo, proprio a me, ma aveva acchiappato a stare andare cristiana, che pure più ciotto, secondo me, pure più ciotto, più in carne, tu mi mangi a me, che comunque sono 70-80 kg. Comunque, Vincenzo De Lucia, Fabri, hai visto l'evento festeggiamenti per il terzo scudetto del Napoli, i bandi di figli della mamma di YouTube, sia chi ci sfruttano ovviamente, un po' hanno anche ragione, tra virgolette, perché noi, lui abbiamo vinciuto a ieri con l'Inter, ovviamente siamo al primo posto dopo 25 anni, ovviamente è un grande evento, sai, ci sfruttano perché comunque parliamoci chiaramente, noi comunque vinciamo poco e quindi ogni volta siamo sempre esaltati, no? Comunque, vabbè, sono quei sfottò che ci stanno, e quindi va bene così. Nico Olung, si chiamano Sam e Dean, bravo, Dean, chi lo sia, Winchester, bravo, sono umani e fanno la spesa all'MD. Questa è la prova che sono umani, essendo che fanno la spesa all'MD, allora sì, abbiamo capito che sono umani. Ma sai perché? Perché da capata che stanno fantasmi, allora, perché stanno sempre i fantasmi, stanno sempre perché magari ci sono anche dei telefilm, no? Non mi ricordo quali, però che ne so, tipo Twilight, no? Che Magista Twilight, allora chi deve sembrare un mostro, no? È un vampiro, no? Però comunque è buono, diciamo. E poi sei pure cattivo, mi ricordo, no? In Twilight, poi mi ricordo che secondo Magis che rompevo cazzo, ecco. Forse Fabio De King dice, forse quella sera ti si è visto o circa i Mororfei, pace l'anima sua, così si spiega uno, no? Perché poi al circo io non ci sono mai aiuto, cioè so più che lavoro quando è uscito a tre scimmie, però poi non sono, sono mai aiuto a su circo, che mi passa anche un cazzo. No, ma non mi ricordo prima che feci, prima di quella sera che mi sogna il leone, ma secondo me un significato ten, questo fatto del leone, ma me lo disse pure un ragazzo, mo scrivette, no? Perché facevo un video che dissi questo sogno del leone, e una sotto mi scrivette tutta la spiegazione, non mi ricordo che dice, però me la spiegò. Comunque Vicky, che tiene un numero codice fiscale, che se non sbaglio che mi ha scritto in casa, ma non a Facebook, che mi ricordo come ti chiamo, comunque poi c'ero buonasera pure a te, Vicky 200 113, veramente non si è capito perché si chiama così. Allora, niente, non si viene poca rete che commenta per vedere che non ci stanno più commenti, voglio marcare la linea o niente. No, Daniele San Danilo, vi saluto a tutti, buonanotte, rimane a Cardarella, ciao, a domani va a lavorare. Non so, a Cardarella ci fa presumere che tu fai il fabricatore, veramente siamo tutti vicini a te per questo lavoro che fai. Voglio, eravamo 25, siamo 17, veramente stiamo caliamo sorprendentemente penso che la live non la faccio più perché sennò cavolo mi trovo a parlare solo come nessuno, non vorrei allora faccio mi rimane la GTC voi fate l'idea come una cazzo l'idea posso fare tra la live vabbè siete proprio veramente siete fragile e casa caduta a livello di quindi non vi meravigliate se ne faccio la live bella buona perché potrebbe succedere no però un'altra cosa che poi mi fa pensare che diciamo però mo siamo pochi in linea no? Però poi che magari a roba live che sa ci sa avere un 5-600 perché poi esce scritta in visualizzazione a roba no? Quando va a aprire una roba o 2 giorni dopo esce scritto 500-600 allora dopo c'hanno 500 e lo sanno vista live quindi anche questo mi fa andare avanti comunque Alessio Enigma che ovviamente parla soltanto con le frasi di Rocky non interrompere l'incontro qualsiasi cosa succeda questa è una bella frase di Apollo Rocky 4 poi già l'ha citato è uno dei più belli dei Rocky che magissimo giovedì infatti giovedì qua fa Rocky 5 fra mi dispiace che è morto Apollo cioè, purtroppo è così purtroppo Apollo voleva morire purtroppo questo ti fa capire Rocky ti fa capire che Apollo volevo morire in coppo ring perché già faceva a vivere senza box questo era il significato comunque Gianni Omega sta qualche nuova parodia in progetto oggi ce ne sono due già la città solo che molto lentamente oggi si procede perché purtroppo oggi parodie sono una cosa che sono belle e care perché sono belle e care ma sono qua cammin di cazzo a volte per organizzare per fare una scena penso che una di queste due a da piovere per fare sta scena
E praticamente da quando oggi decisi che volevo fare questa parodia e mi serviva la pioggia, non sto a quindi dopo tu diceva, o c'ero frate, ma che vuoi fare piovere? No, non voglio fare piovere, perché però qua sta scendendo il botto escono solo leone, che veramente, a proposito di leone, che è assurdo, però che mi fa, voglio, fare ci vediamo, perché per carità, c'è una di solo, io sono il primo che ne traggo beneficio, quindi va bene così. Comunque hai scoperto un metodo per non fare piovere, tra l'altro, che è quello di decidere di fare un video appunto dove a te serve la pioggia. Io tutti gli anni già fa così, già decidere tutti 3-4 video dove mi serve la pioggia, così essendo che Gesù Cristo, non lo so chi è, Amaro, non lo so, tengo su fatti diciamo che si già fa video, allora faccio solo, quindi avremo sempre giornate soleggiate, mi lancio proprio nel meteo, perché credo che sia così, se non si spiega, sono 2 mesi che esce sempre solo, avrà fatto da 2 mesi no, ma un mese, aiuto 3 bot, e se 3 bot ne potremmo vedere, vabbè. Comunque, Federico Limontini, ma bevanda Get It dell'MD è meglio la Red Bull? Io penso che è 1000 volte meglio, ma non si chiama, o pezzotto la Red Bull dell'MD si chiama Blitz, non si chiama Get It, poi non lo so, sarà stoccato pezzotto, sono rimasto un po' indietro con i pezzotti, ma non credo. Comunque Nicolu come è meglio, è logico, è meglio la Red Bull, cioè non ci sono, non ci sono nemmeno paragoni. No? Comunque Nicolu, c'era tu e fai fuori a sti maroni con questi fantasmi e sera. A chi fa su dice che tu no, vabbè, mi sto parlando di fantasmi, non credo. Vincenzo Se Lucia ce lo mette a fuoco caffè per tutto quanto, almeno per dirmi un po' di tempo. Eh sì, mette a fuoco caffè, va, con il computer nella cucina, chi le pure la linea, si muovo con queste cose, no? Se veramente io mi muovo e faccio dei movimenti un po' più caralinea, cioè questa è un'altra novità della mia linea, che per far capire quando è spettacolare la mia linea internet. 3,19, ma per Natale ci fai un panettone l'MD a tutto quanto, ma fai a me un panettone. Questo è bello però, fare il panettone a tutti quelli che c'è su Facebook, ci volessero proprio i miliardi. Alessio Enigma, i Rocky 7 allena il figlio di Apollo, i Rocky 3 Apollo allena Rocky. Sì, c'è stato uno scambio di favori tra Rocky e Apollo. Fabio The King per la live potrei... Ah, ok, finalmente, la prima proposta, diciamo, prima serie. Per la live potresti fare una sorta di gioco interattivo, interattivo, ma non fai, con gli spettatori, un quiz sui tuoi tormentoni, eccetera. Mo' l'idea da girata, sto buono che uscire. Sì, per carità, ma tu, o quiz, no, pure tu, no, poi c'è una casa caruta, ma io si faccio un quiz, no? Ma team casa è un faccio una domanda e tu te la brinco a internet per questo, no? Giustamente la brinco, si ti ripete come si chiama quella parodia dove tu vai veramente cioè, so, cioè hai sta senza computer che è impossibile. Vabbè, comunque ti apprezzo la tua come dire buona volontà nel darmi questi temi, avere un po' un'idea caduta, oppure io sono qui con la però sì, sai, ti nuovo computer è annanzi, anche cazzo, come vabbè, comunque. Vicky, chi non la vicinanza che un numero cosa là. Fabio, quest'anno panettoni o pandoro, doni ovviamente. Sì, doni mi pare che è pazzuttino, mi pare che roba LM di credo. Comunque sì, a me no, mi piace il... cos'è il bottom mi confondo tra panettone e pandoro, penso proprio quando su casa caruta, no? Allora, panettone, chi lo ha candito, comunque quando a me piace il senza canditi, non mi ricordo qual è il panettone pandoro che mi scordo, come quello mi piace. Quando è che li usare il mese, a me piace. Ma la ci mangia proprio per fame, che da sta proprio, proprio non c'è da sta niente a casa, allora ha già sta proprio male, allora mi va a mangiare, ma difficilmente, perché poi mangia mettere a scattare le usare e mi scoccio. Ciro Gatta, Adele lo sa, infatti hai detto una cosa sugli italiani, si è incazzata, si è incazzata parecchio, se trovo il video ti taggo addirittura. Sì, mi fa piacere, mandamelo in privato, se puoi. Perché ha fatto un budello, perché veramente tu quanti scrivendo, ognuno scrive qualcosa su Adele, che pure l'ha già fatto, e quindi secondo me ci sta arrivato, qualche cazzo che no, qualche fischiare da orecchio, no, che dice... Bah, comunque, Ciro Gatta, non vantarti da wifi da signore Rimbetto, ovviamente no, io mi sto vantando, anzi io sto proprio dicendo come si dice, sto dicendo che ucessi, no? Quindi non è che mi va, però sì, effettivamente, comunque è a scrocco, e quindi non mi posso lamentare, almeno che ne a scrocco. Prima scroccavo dalla signora sotto, ma non scrocco più, tenga amiche ucessi.
Alessio Enigma, fai un programma dell'MD, addirittura, vabbè, Medican V dicevo, posso fare delle idee. Antonio Parricchio, Fabio per Natale cosa porterai sul canale? Bello come le... No, voglio io, allora, sono ho queste due parodie che non parlano proprio zero di Natale, perché non parlano di Natale, non sono cose natalizie, però sono due parodie. Spero di riuscire a fare veramente prima di Natale, giusto per dire, oggi fatto queste due parodie, ma non di niente di Natale. Sai, capite, a me mi viene un'idea, soprattutto per le parodie, no? Mi viene un'idea che ne sa, c'è a novembre, pa fa, per dire, per registrare la canzone, poi piglia, fa che la scena, fa che la tu chiama a kill, o chiama a chi si fa Natale, e quindi poi tu dici, ma è Natale che già fa sto video che tenevo in capo a novembre, quindi alla fine non riesci a stare al passo, almeno io. Perché ti tenessi pure occhi per Natale, ma che faccio? Poi faccio questi è tutto un casino. Quindi questo è quanto. Comunque sì, un paio di video che non sono che Natale, ma so che cazzo, voglio dire, non è che sta forza di Natale, poi alla fine. Federico Limontini, c'era l'anno cagnato all'MD di Castellammare, mo si chiama Get It, cioè, su 4, non lo so, può essere Luca a pianura, per la verità, sarà una setmanella che non va all'MD, potrebbe anche darsi che l'hanno cagnato, sta Blitz, non lo so, hanno messo sta Get It, non lo so, perché, cioè, andrò a vedere, mi ha incuriosito. Prugna scaduta, che si chiama, addirittura delle secondo me se stai piano colore ma hanno un concetto, sì, penso proprio che sì, proprio che so potessi pure mettere, perché poi figurati si passa anche poco, cazzo, ci soldi, più quando soldi te ne l'hai detto. Fabio The King, più che quiz con risposte precise potresti far vincere chi dà la risposta più simpatica ad una determinata domanda. C'è una cosa un po' più diversa, c'è una cosa un po' più diversa. Comunque l'idea del quiz a me non mi dispiace, sono sincero, però ha già trovato qualche domanda dove per esempio sacci che voi per esempio non potete con computer anzi non potete essere avvantaggiati perché sennò è una cagata, cioè magari uno diciamo che è il più veloce con tutto il computer anzi, no? Magari il più veloce che risponde vince, no? Perché sta proprio ad essere veramente veloce poi si potrebbe anche fare, comunque sì, è un'idea che secondo me può essere, perché comunque mi piace questo fatto, che comunque rimane sempre nel fatto della live, cioè che parlo, cioè non è una cosa che parlo e poi, cioè, è una cosa che facciamo insieme, quindi può essere una bella storia, non mi dispiace, un quiz non è una cosa proprio da scartare, sì. Però bisogna un attimo farlo bene, già pensare poco. Vabbè, comunque andiamo avanti, che può uscire l'idea di chiusura. Vincenzo De Lucia, ho regalato una piastra per capelli MD, sì, perché M per D sarebbe che cosa che vende l'MD elettroniche. Manco dimmi era via confezione ce l'erano caduti tutti i capelli. Un'ottima pubblicità a questa piastra dell'MD che non so, che come dici tu non è buona. No, io ci c'hai da nel mio piccolo, ma ve l'ho detto anche in una live, mia moglie ha accattato una cosa che fece per motore arancia elettrico dell'MD che effettivamente sa da scassare ancora, mia moglie ancora si deve tritare la mano e quindi effettivamente credo che non sia proprio così male come cosa. Giorei dopo le case cadute e le linee cadute, sì, perché poi sono affini come Gianni Omega, se mai potessi far vincere qualche prodotto sponsorizzato, nonno Beppe, eh sì, potessi pure fare, però gli sta a fondere, già non mi piace l'idea, da grande sparagnatore che sono, devo fare fondere pure i prodotti nonno Beppe. Fabio The King, puoi fare degli indovinelli fatti in rima da indovinare e poi ti sunga una casa caruto, ma cansaccia, sì, no, degli indovinelli fatti in rima, no, hai pensato tipo... mm, no. Vabbè, comunque, va, spariamo, che poi una decide da stronzate, poi da quelle stronzate si cerca di tirare fuori qualcosa. Vabbè. Comunque, Milo Darko Channel, voi Fabio ti sto seguendo, grande Tony, come hai chiamato pure prima la diretta. Mi fa piacere, no, ma la hit che mi stavi seguendo e mi fa molto piacere. Giori, fai una rubrica dove confrontiamo i volanti dell'MD e prima Rosso Sparagni. Che è così i volantini. Con auto pure fa, così i volanti dell'MD. Tipo, vabbè, comunque vai, andiamo avanti. Lorenzo Calo,
quelle volte che sei andato a scuola, davi del voi o del lei ai professori, si incazzavano con te se davi del voi, ma è sempre, ho sempre avuto un tipo di, anche un, tra virgolette, un problema, perché non sapevo veramente, non sapevo che cazzo c'era questi flussi, non sapevo come le vai a chiamare, cioè se dovevo dargli del voi o del lei, è sempre stato un dubbio veramente della mia vita scolastica. Però ma lei sai, come, però me lo creavo questo problema perché lei pareva, sai, che lei pareva, voi pareva pure, ma boh, non so, mi ricordo, ma spacci mi domando, non lo so, dico, cazzo di domando. Comunque, Vic, Vincenzo, questo qua che è il codice fiscale, lo chiamerò direttamente, cioè, ho visto su un sito quanto guadagnano gli youtubers. È un ragazzo di 20 di nome Favi, penso che lo conosce, penso che sì, guadagna un minimo di 7.000 euro e un massimo di 148.000 euro. E che ne pensa? E pensa beata Issu, frate, dico proprio la verità, ma veramente beato lui, perché a me quando sento queste cifre, questi soldi così, ovviamente dico veramente beata, 20 anni voglio guadagnare questi soldi. Mamma mia, deve essere una cosa, quasi non pensavo anche che a fa, che poi fin d'anno non è che può fare chissà, tiene ancora la capa, però comunque metterammi là a me e ti faccio vedere che ho convinto. Comunque Alessio Enigma fa i vari film girati da te tipo, tipo Rocky, ci fa una palla adesso Rocky, mi piace pure a me, ma stai facendo passare proprio proprio genio, basta, che andiamo film ogni tanto. Cioè mi piace Rocky, per carità, ma tu ogni tanto, ogni commento lo sembra Rocky. Prugna scaduta, cioè non sappiamo che fa. Vabbè, ma siete caso caduto come me, effettivamente io non mi meravigliavo, non è che speravo che uscisse la grande idea, il colpo di genio, perché sa che siete caso caduto come me, quindi figuriamo. Vic, ecco qua, codice fiscale, sei stato mai bocciato, Fabri? Sei mai stato bocciato? Sono stato bocciato 5 volte, però un po' facile, è stato insomma 5 volte. Sì, sono stato bocciato 5 volte, ma perché 3-4 volte, perché venivo bocciato perché per esempio mi ritiravo 2 mesi prima, 3 mesi prima, allora è logico che venivo bocciato, ma bocciature, proprio bocciature, guarda, forse non ne hai mai avuto, bocciature che dici, guarda, si chiude la scuola tutto l'anno, hai studiato e sei stato bocciato, no, questo proprio mai, perché poi si va a scuola quando io, comunque cercavo di, sempre quando ne genere, di essere proprio, però poi quando per un bevuto, cazzo, gli una volta sì, 8 no, poi mi ritiravo 2 mesi prima, oppure gli 2 mesi a oppure era logico che mi bocciavano, perché gli va a scuola proprio chi, per fa bene, no, per parlare, Fabio The King, con i volanti dell'MD puoi fare un casino di capate, per esempio decidi un po' e dobbiamo cercare, doppiamo cercare di creare uno scontrino con i prodotti dell'MD. Non l'ho già capito, stavo spiegati meglio perché non l'ho già capito, creare uno scontrino. Ah, già capito, tipo, se non hai capito, meglio che mi spiego meglio. Comunque, Ciro Gatta, sempre diverso fare, tipo, in una live, tu dai 10-20 minuti di tempo per creare una barzelletta, penso che vuoi, con l'argomento che darai tu all'inizio, facendo delle classifiche, il vincitore farà un prank con te, escluso all'Icmo Bassone, ha paura, tiene paura all'Icmo Bassone che è forte. Poi, sta innanzi, oddio, a barzelletta, così, è poco prango, scherzo, siamo proprio in cose troppo grandi, nel senso che la voce a metà fluire, però a barzellette, non male, non male, forse qualcuno ci fosse, oddio, a barzellette non lo so, però sì, voi siete bravi, cioè, che cavolo, ci parliamo, quindi magari ci sta, boh, bah, poi mannaggia, vai con questo si chiama processo delle idee, va uno da sparare tutte le idee che ci vengono in capo, quindi andiamo avanti, senza fermarci, io le tengo in considerazione. Vincenzo Lucia, a me pensato di contrabbandare i prodotti dell'MD, invece della bancarella con le sigarette falla con le specialità di Beppe, ma ha già fatto un po' che pizza l'ho fatto, ma è il che noi stiamo facendo video ed era uno scherzo, ma fondamentalmente io facevo anche dei bei prezzi, secondo me ci cassavo malamente a Ibiza a vendere a casa d'hotel, a casa d'uomo, poi spiagge, secondo me è un grande affare, pure a fu parcheggiatura abusivo, perché veramente i soldi devono. Vincenzo De Lucia a metà prezzo visto che a Spagna pure noi. A metà prezzo giustamente la bancarella, vabbè, ovviamente chi
chi è iscritto magari, che ne sa, c'ha il canale o è amico su Facebook, ovviamente c'ha un prezzo di favore, ma pare un minimo, no? Cioè, Omega, ma alla fine ti sei preso il diploma? No, non me lo piaciuto manco il diploma, tra l'altro, perché voglio, oramai era arrivata a un punto dove cioè tenevo 22 anni e stiva a quarta e mi era rotto proprio cazzo, proprio già ci proprio più. Dicevamo quando sei arrivata alla quarta, tanto vale che cioè, mai è stato bocciato 3 volte alla quarta perché ci andavo oramai a così a perdere tempo, ma lo sai, già ci proprio. Quindi certo, mi piaceva questo tipo, ma non me ne sono mai pentito di questa cosa. Più che persone ogni tanto, ma avevo un diploma, ma come ti via tu diploma, ma sei arrivata a quarta e ti via tu tipo, ma tu pigliavo, tipo, ma che fai, scimma, me ne fu, perché pure a me mi è mai saputo, tipo, cioè, spero che non mi servirà mai, di carità, ma voglio, ma pigliare i lune oggi, ma che cazzo, fai un diploma, parliamoci chiaramente, mi dispiace sicuro che state vivendo diploma, per carità, dovete prenderlo, nel senso che non voglio, per carità, se amano, o qui cazzo ce lo fa, dice no, pigliatevo diploma, facite, perché anche una soddisfazione deve essere, secondo me, al di là di tutto, mo serve, non serve, secondo me poi arrivare alla fine di una cosa è una cosa soddisfacente, quindi alla fine per carità, io lo sto dicendo su di me perché a me me ne fottevo proprio, manca mo me ne fotto, ma questo non significa che voi invada via diploma, per carità. Giorgi, sono troppo contento, sono troppo contento, bascia a me 3 settimane fa, ha chiuso un grande supermercato, che se come, cioè, come va segnalava, targato Ipercop e ci venga a sapere se sarà bene sua maestà, niente di meno, mo o tengo proprio a bascia. Brindam che Tropical casato, vabbè, ma penso che è il minimo che farò a Rob quando vado in da cucina è brindare a questa grande cosa che hai detto tu, che è una bella storia. Sì, ma piano piano sarà proprio tutto il mondo diventerà MD e quindi noi saremo poi quelli pionieri di questo grande discount. Lorenzo De Angelis, dicevo, buonasera, ma tu a che scuola andavi? Intendo l'indirizzo. L'indirizzo praticamente della scuola mia, se ce ne via Barbagallo, no? Però veramente si via Barbagallo che diciamo dove sta il Cinema Med, indirizzo tecnico commerciale con ramo lingue, cioè così era la cosa che avevi. Cioè, in base si facevano queste materie tecniche commerciali che non mi ricordo ne manca, e in più facevo le lingue che erano inglese e francese e al terzo anno la terza lingua che era lo spagnolo. Capo alla fine ci parlava anche italiano, però diciamo che questa è una lingua che ho studiato, tra virgolette, capo alla fine solo spagnolo mi ha imparato un poco perché mi piaceva e perché poi sono stato a lavorare anche in Spagna e quindi l'ho già praticato, lo parlavo pure abbastanza bene, so che non ci crederete, ma è così, e mi facevo capire, mi capivano, dicevo, ma così. Addirittura qualcuno in bot diceva ma tu sei spagnolo, dice, ma tu sei argentino, dice, penso fa capire no, in Argentina parlano in spagnolo e quindi si pensava che era argentino, poi fa capire a che livello si in spagnolo. Però l'altra lingua non me lo sono mai imparate. Un po' il francese, cioè no, l'inglese, proprio quando visto la Jitsu, quando se lavoravo pure a Sharm el Sheikh come animatore, allora si mette quando parlavano inglese, no? Così. E io, comunque, sai, pure per femmine, no? Perché se no mi mangiava una femmina, e va parlando poco inglese, quindi un po' cerca, cioè, ma imparare più inglese io a Sharm el Sheikh in 5-6 mesi che a scuola in da 10 anni che l'ho frequentato, che ho fatto l'inglese, poi può far capire come quando uno si impara in lingua, quando c'è la motivazione giusta. Antonio va ricchio, Fabri, secondo te tra un paio di anni arriverà ai livelli di Fabi? Ma penso proprio no. Samaron, ma io non ci arrivo perché io non ci proprio cioè non è che non ci tengo per carità, però penso proprio no. Stefano Masi, buonasera Fabri, sono appena grande Stefano, lo saluto, sono appena tornato a casa, ma ci penso tutta la live. Dopo la guardo, hai qualche storia riguardante il clima natalizio? No, non ha tenga storia sul clima natalizio per ora. Fammi pensare, ci tengo qualcosa per prima natalizio. Cioè, te ne terrei di cose, però non mi pare quasi manca di raccontare, però tengo so che storie di Natale. Cioè, no, mi sono venuti dei ricordi, ma come detto, mi sono venute delle cose, ma meglio che mi ricordo. Fabio De King mi spiega un po' meglio. Tu decidi il totale di una spesa, facciamo 20 euro.
Ora ogni spettatore dotato di, dotato di volantino deve creare uno scontrino che faccia il prezzo da te deciso, variando con casacchio. Ma questo è stato veramente stato peggio di me, veramente siete peggio. E che cazzo come cosa, però devo dire che sta prendendo forma questa cosa del volantino e non sarebbe malvagia. Solo che la pomaggia mette il cacchio e la calcolatrice appunto si facite cose precise, però non mi dispiace come l'unica cosa è che per esempio sono convinto che lo possiamo fare, sai come? Perché stiamo pensando che se facciamo questa cosa poi non poteva partecipare chi non aveva il volantino. Ovviamente posso dire mo la voglio la prossima settimana quando l'MT, perché mo mi state vedendo voi, ma la prossima settimana ci sarà chi non si vede la puntata, quindi se potesse fare col volantino interattivo, perché l'MD mi pare che tiene l'applicazione, ci avrà qualche pagina Facebook sicuramente, e quindi ci avrà tipo dei volantini in formato per computer, no? E forse da lì lo possiamo fare. Chissà che cazzo come idea, mi piace, mi intriga. Probabilmente la proveremo, che cazzo come... Sì, mi piace, sfazio. Vincenzo De Lucia, andavi al Vittorio Emanuele, dopo questa scoperta scriverò ai miei figli in quella scuola. Sì, io Vittorio Emanuele perché sei una femmina e ho deciso di andare lì perché sei una femmina, proprio chiaro e tondo, perché poi io non ho sbagliato, la mia scelta non ho sbagliato, perché poi alla fine io ho sempre fatto cose che volevo fare senza pensare a dopo, e mentre tu quando sai pensavano a fare l'informatica, pensavano a fare delle scuole, che poi alla fine sono votando un cazzo perché poi stanno facendo, per la maggior parte delle persone stanno facendo tutte altre cose. E ci voglio, ma sai che c'è di nuovo? I vari a scuola che stanno in femmina, perché a me mi piacciono i femmina. Cioè, quindi avevo questa coerenza, diciamo, della femmina. No, mi piaceva di stare che mi piaceva il femmina, mica già fa. Allora ci muovo a scuola che stanno in femmina, c'erano pochi maschi, c'era poca concorrenza, allora sai, era giustamente Tug Life, Stefano Masi, ma che domanda che mi hai fatto? Perché siamo nel finale della live, vero? Esperienze di call center ne hai mai avute? Oggi in aggiuntura con call center che era proprio, chiamiamolo call center, perché poi una specie di call center era, in pratica io andai a Milano, ma racconto perché questa cosa ma a me mi ha sempre fatto ridere, no? Ma solo a me, probabilmente fa ridere solo me sta cosa. Poi mi ricordo quello stato d'animo che avevo. Io a fatica a Milano, non vi dico perché, per come, per cosa. E che succede? Succede che praticamente cambiavo sempre lavoro perché non mi piaceva questi lavoro, però c'è un lavoro all'epoca, sto parlando del 2007, più o meno. Ci stavano molto possibilità di lavorare a Milano e quindi io cagnavo lavoro perché poi mi piacevano certi lavori che facevo là, poi mi piaceva proprio il lavoro in generale, e quindi per capita questa occasione di fare questo lavoro che era il call center appunto, perché succedette una cosa che non mi ricordo poi, però tipo che mandarono certe multe a certi milanesi, ma no, multe però che tu praticamente si chiamava a su call center, te lo avevano pure la multa, una cosa che come noi eravamo gli addetti a questo call center dove chiamavano queste persone che avevano ricevuto questa multa e che avrebbero chiamato in questo mese, dove noi eravamo stati assunti solo per un mese a fare questo lavoro. Ma che successe? Questi qua del call center ci prepararono, ci promisero, ci ricettano, che eravamo a fare 2 giorni di corso, 2 giorni di corso dove loro spiegavano come noi avremmo dovuto rispondere alle telefonate. In questi 2 giorni di corso ti spiegavano tutto. Quando etmo a fare questo corso, erano una prangata di casa caruto che non ve ne riga proprio, Sevilla, gente che veniva a Bari, tutta gente dello sud più o meno, cioè, allora vi lascio immaginare i spascimi di rosata che facevano in dacchilo corsetto, non c'è, cioè, mi sembrò, e io tenevo tipo 24-25 anni, mi sembrò di essere ritornato a scuola, perché mi ricordo che si spiegava, noi già ce ne fottemmo proprio quello che stavo spiegando, quello che era importantissimo, e ci facevi spascimire, ogni cosa che succedeva, magari là, può arrivare come scemo, sai, cose che capitano a scuola a voi, no? Che io non vivevo da un po' perché diciamo che a scuola non ci vivevo già da un po', da un par anno perché ero uscito a 22, però ma ci interessata mi ricordo questi 2 giorni di corso come 2 dei giorni quasi più belli della vita mia, le risate, perché riusciamo sotto. Allora tutto ciò fece sì che
in capetta manco cazzo che le spiega là. Sti figli e bucchini invece, secondo me tra il ridere e il diciamo, e te ne capino poco quello che diceva che con quella spiegava che come ricevere queste telefonate e spiegava pure come usare un po' il computer per ricevere queste telefonate. Allora io vi premetto che io nel 2007 non sapevo manco che spascimero computer, cioè non lo sapevo proprio usare, ma non sapevo proprio usare, non sapevo manco come si appicciava. Poi che è successo? Praticamente ci diedero i turni. Dice, te lo voglio, allora da fatica, steward qua, ma che succede? Ogni settimana c'è un giorno di festa. Ma alla mia idea era vecchio, il primo giorno che io ero a faticare, ero il giorno di festa mia. Tu dici, ma come, sei contento? No, perché ma il primo giorno, io puntai tutto su quel primo giorno, ci davo un primo giorno, vado là, magari era una giornata che non avrebbero telefonato quelle persone, perché si diceva che telefonavano dal secondo giorno in poi. Allora io non potevo già un po' metterci a coccolo, dice, come si appicci su facciamo i compiti, fammi vedere come si fanno, questi cuffietti in orecchio, come si mettono, fammi vedere un po' queste. Allora puntavo molto su quel primo giorno. Purtroppo il primo giorno capito il turno che aveva fa festa, che ne aveva fatica. Non c'era morta fa. Con che tu secondo giorno là, comunque tutto quanto già erano faticato per me, ne abbonai, non ha chiamato quasi nessuno, però tranquillo, sta a posto. Con che tu secondo giorno, ma la nemica adesso la vecchia non si capetta niente, comunque chiamata a destra, a sinistra, comunque centralini in tilt, comunque chiamava tutto Milano, gente pronto, io tenevo questi facciami cuffette, pronto, chi è? Io non pago, avete capito? Io non pago, gente disperata che era avuto sta sfascime molto capo, era una molto, però che io avrei dovuto spiegargli che con un paio di passaggi non avrebbero pagato sta multa, però sta gente non sapeva ancora, a lui chiamavano tutto incazzati, capì? Io non pago questo, voi siete degli assassini, ma no, questi sfasci, ma guarda, amica, ci assungo in sta Milano e merda, fa freddo, mi sfassino boca, chissà che vado a andare a prima mattina, che so, uscire, con guagliù. Ma c'è una grande cosa, certo, scusa, posso comunque cancello una mano perché siamo tutti quanti centrali in tilt, cioè, c'è anche scusa, vado un attimo, posso andare a fumare un attimo una sigaretta? Sì, sì, però mi raccomando, torna subito, voglio pigliare ma una fuietta propria, voglio maniette proprio a gambe levate, ma una fuietta, c'è il pannetto proprio, piglio giubbine cosa, scusa la sigaretta, ma una fuietta proprio, voglio, e ma poco lo sa, che poi quando mi chiamavano con il telefono, già me ne ero finito, già stavo, tipo che sul lavoro si va a Milano Trena, così che già si va già si va a Monza, perché praticamente me ne ero finito, e chi mi chiamavano, ma cioè, nel senso che mi volevi dire, ma sta sigaretta che stai fumando? Tu abbaccato stai fumando? Ma io no, me ne ero finito perché però tenevo la cosa in colpa, ma arrivo in colpa, no? Perché ci maronna mi, però volevo lui che già stiva a casa, perché ci maro che mi stanno seguendo, proprio facevo film che mi stavano seguendo. Comunque il pennetto malamente perché non era proprio lavoro per me, su fatto il call center, ma sta gente disperata, che mi chiama, ma no, voglio ma chi incub, sai, comunque vabbè. Allora, scusate, vado un attimo indietro. No, ha voluto raccontare questa cosa perché mi ha fatto ricordare questa cosa Stefano. Scusate un attimo. Ah. Lorenzo Calo dice: ogni anno in occasione del mio compleanno, il 18 aprile, in palestra faccio una cosa simile a quella che hai fatto nel video natalizio dell'Imperial. Vado alla pasticceria di Bagnoli Santo Domingo e compro dei pasticcini babà, cannoli, bignè e li offro a chi li vorrebbe mangiare, però spesso le signore non accettano. Ma tu sei un signore tu che fai questa cosa, poi se loro non accettano, non accettano. Vabbè, pure perché sei nella palestra, lui sta fanno una dieta, sta presentando tu questi cannoli e mi sembra un po'. Però comunque sei tu un signore che fai questo gesto in palestra. Sì, sì, ma mi avete sì, ovvero io in questo video che ho fatto con questi cara palestra, lo pago con panettone e li voglio far mangiare. Michi fa un cazzista, dice che era Wall Street, ovvero pare Wall Street, ma centralini proprio in tilt, perché praticamente c'era arrivata questa lettera a tutti questi qua di Milano, no? Allora sento quando guarda, in verità proprio non sapevo ma non sapevo ricevere le telefonate, cioè tu ma che ci fai? Ma tu il piccione telefono, cioè no, che vicino computer, tu non aveva mettere in pausa, ti chiamano 3-4 loro con coppo su coca, dicevano, ma come si fa a mettere la pausa, caparo, comunque, papà nero, certo, ma nasce molti che li spiegare che tutti quelli quelli, cazzo, sei come se non sa arrivare a pensare che li quattro scimi e me, ma comunque me lo fuiette, però, come trovato la volta, poi.
Cino Re, in televisione non fa mai niente, meno male che c'è stai tu che ci fai pariare, ma io ti voglio bene, Cino, mi dispiace che siamo quattro gatti qua, però te voglio bene, mi fa piacere. Stefano Masi, ma come fai a guardare il centro della videocamera? A me non viene naturale e guardo altrove. Come faccio a guardare il centro della telecamera? Ma che si scende la telecamera e guardo il centro della telecamera, che già fa? Mi posso guardare là, cioè che cazzo tu centro e che guarda, che già fa? Ma è pure perché faccio i video, sono abituato, cioè, c'ha ragione, guarda, ma penso che pure se ti metti a fare chiamate un po' a Skype ti viene naturale di guardare sul centro della telecamera. Lorenzo De Angelis, c'erano altre esperienze con i Mariuli, le hai avuti? Per fortuna no, aggiungo solo che là che scrissi quel post su Facebook, per fortuna non note, spero veramente di non averne mai, perché sarà una cosa brutta, cioè, mo vabbè, chissà che ho avuto io è passato talmente di quel tempo che quasi non me la ricordavo più, ma va netto in mente perché parlavamo di questa cosa, quindi Nunzio Salvatore, buonasera, ma perché in live fai sempre in da stanza bianca? Posso faccio in da stanza ovale, quella là del Presidente dell'America, è perché su bianco, la casa mia è fatta così, quindi pur si cagna stanza sarebbe sempre bianca. Sarebbe sempre bianca. Allora, no, il genere. Ah, Fabio The King, la città. Oppure puoi decidere per farlo un po' più complesso, un vero e proprio menu. Per esempio, dobbiamo creare un menu a base di pesce sempre con un budget massimo, oppure un gioco del tipo il prezzo è giusto. Sì, comunque qualcosa con la DL Metti non è male, guarda, tu hai avuto una bella idea. Qualcosa di questo genere si può fare. Quindi c'ha già avanzato poco, c'ha già parlato proprio con qualcuno a casa per vedere di chiudere questa serie perché che non è male. Prima scaduta, c'è lo scrivi un libro in coppia e storie tue, ma accatto subito, ma tipo le storie di Secerone e figure e merda. Ah, no, ma io tu penso su fatte, perché la verità io non volessi fare, cioè, no, voglio proprio fare, perché non è che penso, pensavo prima, no? Sono proprio sulla fase che diciamo, voglio fare un bello libro, poi si può cattare, se non può cattare non fa niente. Però a me non lo tengo io a fare mocchi, che ha scritto un libro, pure lo tengo solo lì, però lo vorrei fare. Vincenzo e Lucia, ma poi non ricevessi nessuna lettera di richiamo o telefonata dopo aver abbandonato il tuo lavoro a Milano, sacci che là su tutti i cazzo. No, mi mandarono, sì, dovetti andare a firmare le dimissioni, ovviamente, perché ne avevo di più, gli firmi dimissioni a posto, buonanotte, è stato buono, non trovai pure un altro lavoro, perché il lavoro non lo potevo fare, non era proprio arte mia, ma poi duravano mesi, poi figurati, 7 mesi a Milano, quindi no, mandai a fare un altro lavoro che mi piaceva di più, che a fuoco come detto Budello, però mi piaceva di più perché si vintasse la pizzerissima tutta napolitana e quindi a avuto ci ripariamo, proprio niente, proprio una fuietta a Milano. Buonanotte. Ma giù si sono fatti 10:39 la maneggia pure perché stasera nonostante non abbia tanta fame, però non ho mangiato. Non ho mangiato perché ho mangiato tardi oggi, poi sono scesa, ho fatto tipo le cazzo e co. Sono tornato a casa, era fatto l'orario e quindi non tenevo fame, ci sono mangiare troppo. Però mo una punta di fame, poco la tengo, cioè si va che in da cucina mangia. Ora non ho fame, ma si va in da cucina mangia. Quindi vabbè. Giustamente Gianni Omega dice scrivi il libro, poi da casa caduti ci facciamo le fotocopie, alla testa hai siete proprio casa caduto, cioè voi siete proprio sparagnature come me, quindi non si potrebbe fare altro. Ma lui dice la live, ma io non so se si voglio fare l'undri o la faccio martire la live, o vedete aggiornato un po' a Facebook, come alla fine è inutile dirlo. Vincenzo Lucia, il libro di Cerone sarà il primo libro che uscirà prima nelle copisterie e a Corsumbetta e poi dalla Fettinelli, no? Penso che uscirà, ma ne manca nelle copisterie, cioè, penso che a meno che io una casa caruta che avevo venga a buttare sì, oppure vedremo come organizzarci, ma penso che manca in copisterie. No, poi Sfizio, mo chiudiamo, vorrei vedere quando siamo rimasti in live, 17 sembra veramente, siamo quattro in noi. Niente, risolveremo questo problema, cercheremo di portare la live a più persone. Vabbè, comunque vi fa piacere, sembra che c'è stato pure pochi, ma veramente pochi ma buoni. Alla fine siamo stati, cioè, i esami non sono ci pariamo un po', siamo stati buoni, spero anche voi. Che volevo dire? Non scherzare, non scherzare. Vabbè. Fabio De King, ci vediamo settimana prossima. Buonasera a tutti quanti, buonasera veramente a tutti quanti. Vi lascio. Va a bere mangiare, va a bere che sta facendo la televisione.
questo è quanto. Vi lascio e ci vediamo o lunedì o martedì, non lo so, e vedremo se ci riusciamo a... Ah no, innanzitutto voglio fare questa cosa, poi dopo avremo fatto il gioco, nel senso che la prossima settimana quasi sicuramente sarà che facciamo una mezz'ora così e poi ci sta con ospite e facciamo quell'altra seconda mezz'oretta un po' più diversa da quello che facciamo. Però poi avremo su fatto il gioco, la cosa, perché non mi dispiace, ma magari facciamo un po' che là, cerchiamo di fare una cosa un po' più diversa. Voglio buona serata, ciao Stefano che mi saluta, buon fine serata Antonio, buon serata Fabio De King, Prugna Scaduti, Vincenzo De Lucia, Fabio Gianni Omega e tutto quanto. Voglio, state buono, non mi dimentico proprio qua di salutare chi si vede la live dopo, in differita perché siete pure quello che siete. Ciao, voglio, buona serata.